Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere un partitone, ma un partitone che la metà basta. Sicuramente se hai a casa qualche libro di scacchi, questa partita l'avrai già vista. È presente praticamente in ogni libro che parla di mediogioco perché ha delle considerazioni veramente importanti da fare all'interno di questa partita. Si parlerà di, tanto per cambiare, di pedone isolato, si parlerà di settima traversa, insomma tutti temi che già conosciamo, che abbiamo anche approfondito all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ma andiamo a vedere la partita col bianco, cioè il grande Bobby Fischer, e con il nero Tigran Petrosian. Andiamo, scontro fra titani veramente. E4, C5, cavallo F3, E6, variante Paulsen, D4, C per D4, cavallo per D4. Fin qui sono tutte mosse insomma di routine, solita difesa siciliana, cambio del pedone C con il pedone D, cavallo al centro, tutto a posto. Mossa 6, mossa tipica per permettere alla donna di andare in C7 senza rotture di scatole da parte del cavallo, e allo stesso tempo si prepara la spinta in B5 in modo tale da fianchettare il proprio alfiere campochiaro, perché se l'alfiere camposcuro ha la propria diagonale già libera, quello campochiaro se la deve creare, probabilmente andrà in fianchetto. Alfiere D3, questa è la mossa che viene giocata. Un'altra possibilità interessante era quella di giocare C4 con l'idea di andare a supportare e a controllare di più questa casa D5, inibendo la spinta D5 che prima o poi vorrà fare l'avversario, ma alfiere D3 ovviamente è giocabilissima. Cavallo C6, e adesso col fatto che c'è l'alfiere D3 la donna non controlla più il cavallo, quindi c'è veramente un cavallo sotto e bisogna prendere dei provvedimenti. Fischer decide di cambiare il cavallo e cattura. Con quale pedone cattureresti? Con questo pedone otterremo questa situazione. Con questo pedone otterremo questa situazione. Che differenza c'è? Beh, c'è una bella differenza. Con questa differenza ci ritroviamo con due isole pedonali, si chiamano, abbastanza solide, però bisogna poi prendere dei provvedimenti. Prima o poi questo verrà spinto in B5, quest'altro pedone verrà spinto in C5, eccetera eccetera. Però manca, che cosa manca? Manca il centro. Non c'è nessun pedone sulla quinta traversa, non ci possono essere spinte di rottura, cose di questo tipo. Con la cattura del pedone in B invece il nero si preserva la possibilità di spingere D5. Ora abbiamo sempre due isole di pedoni, un pedone poverino è rimasto qui da solo, se non altro però il nero ha la possibilità poi di spingere in D5 e avere comunque un buon controllo sul centro. Anzi, se andiamo a verificare ora le colonne aperte, al bianco manca il pedone sulla colonna D e al nero manca il pedone sulla colonna B. Quindi se vogliamo fare anche una considerazione di questo tipo, è meglio non avere magari un pedone sulla colonna B e avercelo sulla colonna D, che è una colonna centrale. Arrocco corto, ora vi direi che questa è una posizione veramente buona per il bianco, e adesso D5. Su questa mossa che cosa giocheresti? Sicuramente è molto carina torre 1, sicuramente sarei tentato dal giocare E5. Il problema di E5 è che permette al nero prima o poi di prendersi un bellissimo centro, e in più quel pedone è così avanzato che è difficile da sostenere. Bisognerà, credo, prima o poi giocare F4, ma indebolendo molto la struttura dell'arrocco, e non è probabilmente la più carina in assoluto. Andiamo avanti. Qui Fischer decide di giocare nessuna delle due mosse sopracitate, gioca C4. Qual è l'idea di C4? È quella di andare a minare il pedone centrale e dopo una serie di catture a creare un pedone isolato nella struttura del nero. E infatti, dopo cavallo F6, segue cattura, 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 cattura. Ecco che il nero si è trovato con un pedone isolato. Ora, come bisogna giocare in entrambi gli schieramenti, il bianco deve cercare di attaccare con tutte le sue forze questo pedone. Se il nero riuscirà a difendere con tutte le sue forze questo pedone, il bianco potrà cercare di creare
altri problemi. Tra l'altro adesso il bianco ha subito due obiettivi d'attacco, uno il pedone isolato in D5 e l'altro il pedone anch'esso isolato a bordo scacchiera scusami, in A6, quindi ci sono subito dei target d'attacco. Però prima bisogna completare lo sviluppo. Cavallo C3, che tra l'altro fa pressione su questo pedone isolato centrale, alfiere E7 per completare lo sviluppo, e ora ci possono essere un po' di mosse carine. Torre 1 sicuramente una mossa da prendere in considerazione, ma Fischer decide di giocare donna in A4 scacco. Ovviamente l'idea è quella di riuscire a controllare la quarta traversa e in particolare la casa di fronte al pedone isolato, perché noi sappiamo che la casa di fronte al pedone isolato è debole e deve essere controllata, possibilmente non con la nostra regina, con un pezzo leggero. Il miglior pezzo bloccante è il cavallo, perché può fungere sia da pezzo di blocco, ma allo stesso tempo può veramente attaccare, dato la sua facilità di saltare i pezzi. Donna di 7. E ora si potrebbe pensare di cambiare le donne, torre 1 inibendo l'arrocco, ma prima torre 1. Non è detto che dobbiamo essere noi a cambiare, anzi se cambiamo magari facciamo anche un favore, facciamo sviluppare il cavallo, ma torre 1 è la mossa corretta. Ora il nero non può arroccare, poiché a seguito dell'arrocco si perde questo alfiere, perché cambio della donna, sia che si cattura di cavallo o di alfiere, c'è questa. Quindi attenzione, questo è un errore che succede spesso. Uno dice arrocco, mi metto al sicuro. Attenzione che però se c'hai un pezzo davanti e questo pezzo era protetto solo dal re, quando arrocchi questo pezzo poi rimane da solo. Dunque praticamente, dato che il nero non può arroccare, costringe il nero a cambiare le donne e ci ritroviamo in questa situazione. Ok, facciamoci due chiacchiere su questa posizione. Il cavallo ha buone possibilità di andare in buone case. Il nero Petrosian si ritrova ancora con due pedoni isolati e ha 3 isole di pedoni. Non riesce per ora ancora ad attaccare, e una delle strategie essenziali del giocatore che si ritrova a giocare contro il pedone isolato è quello di alleggerire la situazione, cercare di cambiare i pezzi, poiché probabilmente arriverà in un finale vinto, dato che la struttura pedonale dell'avversario è totalmente distrutta. Alfiere 6 ha l'idea di bloccare l'azione della torre su questo alfiere, ma allo stesso tempo difende il proprio pedone isolato, e a questo punto viene giocato alfiere in E3. Questo alfiere è messo in assoluto sulla migliore diagonale, perché controlla anch'esso la casa davanti al pedone, potrà in futuro bloccare e in più sostiene le entrate di cavallo sia in B6 che in C5, quindi è un'ottima posizione. A questo punto finalmente Petrosian può arroccare, e adesso bisogna fare un'altra considerazione. Vedi, più noi conosciamo gli scacchi, più noi comprendiamo una situazione e conosciamo i principi della teoria. Poi è chiaro che bisogna sempre catapultarsi in ogni posizione e non si possono fare troppi discorsi generici. Però adesso parliamo un pochettino degli alfieri. Da venerdì 27 a lunedì 30 arriva il Black Friday nell'Accademia di Matto Scacco. Inserisci in fase d'acquisto il codice BLACK15 e avrai il 15% di sconto su tutti i corsi. Tu sai che la coppia di alfieri è importantissima, ne abbiamo parlato un sacco di volte, eccetera, eccetera. Però ora, se ti faccio una domanda, secondo te, fra l'alfiere campochiaro in E6 e l'alfiere camposcuro in E7 del nero, quindi sto parlando dei due pezzi evidenziati, qual è più importante? Qual è quello che il nero deve cercare di tenere? Sicuramente sono entrambi importanti, poiché l'alfiere in E6 difende questo pedone isolato e l'alfiere in E7 invece è di colore opposto e quindi può essere più micidiale. Ora, se dobbiamo dare proprio una valutazione, l'alfiere migliore del nero è senza dubbio quello camposcuro, poiché in combinazione col pedone isolato potrà veramente essere dannoso, mentre l'alfiere in E6 diciamo che fa un po' da pedone, no? È messo in questa catena pedonale. Quindi Fischer pensa subito, anziché dire io mi occupo questa casa davanti al pedone, che per carità è una buona mossa, alfiere C5 con l'idea di cambiare il tuo alfiere forte. In più una strategia abbiamo detto è quella di cambiare i pezzi, quindi
torre in F va in E8, cattura, cattura. Ecco, ad alti livelli la strategia del cambiare i pezzi si utilizza tantissimo, ovviamente i grandi maestri sanno quali pezzi cambiare, quali cercare di tenersi, e un cambio di un alfiere per un alfiere, alfiere per un cavallo, cavallo per cavallo possono essere decisivi per una partita vinta o persa. Ok, ci troviamo in questa situazione, ora bisogna cercare di consolidare un po' la propria posizione. Mi sembra ovvio che il bianco ha una maggioranza di pedoni sull'ala di donna, quindi uno degli obiettivi sarà sicuramente quello di spingere questi pedoni per cercare anche di andare a promozione e comunque di sfruttare la propria superiorità in questo settore della scacchiera. Qui B3 probabilmente è la più tranquilla, la più logica anche se vogliamo, ma Fischer era un genio, giocò B4. B4 fregandosi degli eventuali attacchi che possono risultare su questo pedone, re in F8, cavallo C5, il cavallo prende un'ottima casa supportato da questo pedone e ora c'è in effetti un attacco chiaro. Non è interessato ovviamente il bianco a catturare questo pedone, poiché a seguito della cattura e cattura di pedone non farebbe altro che fare un favore al nero, cioè di unire i pedoni, quindi questo pedone non sarebbe più isolato, ma avremmo una posizione di questo tipo. L'alfiere si ritira e va a difendere il pedone. Adesso Fischer, prima di iniziare robe di questo tipo, A4 eccetera eccetera, decide di stare un po' al sicuro. F3. F3 ha duplice funzione, quella di bloccare le entrate di cavallo che in futuro potevano essere fastidiose e di permettere allo stesso tempo anche di uscire col re, poiché sai che stiamo andando in un finale e non ci sono più le donne sulla scacchiera, l'attività del re è una cosa essenziale. Torre va in A7, ovviamente l'obiettivo è chiaro, quello di spingere questo pedone il prima possibile. Torre in E5, questa torre controlla la quinta traversa, impedisce al cavallo manovre di questo tipo, fa pressione su questo pedone, quindi il cavallo non può ritirarsi e in futuro si potranno anche doppiare le torri sulla colonna E. Alfiere D7 e ora qui Fischer decide di cambiare il cavallo per l'alfiere e in molti libri questa mossa è segnata come doppio punto esclamativo, cioè come una mossa geniale, una mossa forte. In realtà ultimamente sta anche venendo rivalutata questa mossa, poiché questo cavallo è fortissimo, è veramente fortissimo, non c'è niente da dire, è devastante un cavallo qui. Questo alfiere è piuttosto innocuo, quindi ok, anche il computer dice che è una mossa buona, ma probabilmente qui A4 sarebbe stata migliore. Cattura su questo, ovviamente siamo tutti bravi a parlare con decine e decine di anni di commenti su questa partita, è chiaro, no? Torre C1, torre D6 e questo è praticamente l'errore fatale e decisivo di Petrosian, poiché lascia scoperta la settima traversa e tu sai che quando una torre entra in settima traversa le possibilità di salvarti sono veramente poche. Cavallo D7 cercando di attaccare la torre e di chiudere il controllo sulla settima traversa della torre in C7, la torre si sposta, va in E2, G6 creando una via di fuga per il re nero, re F2 con la possibilità di o centralizzare il re via D4 oppure F4 e andando a insidiarsi e aiutare anche l'avanzata dei propri pedoni. H5, adesso un'altra mossa geniale in stile Fischer è F4, cerchiamo di tenere sempre a bada il cavallo e evitiamo che il nero possa fare spinte, quindi una mossa molto carina. H4 impedendo al re di uscire in questa posizione, re F3 cercando col re di uscire qui e attaccare questo pedone, F5 controlla saldamente la casa E4 e G4. Ora sembra che le idee per Fischer siano un po' finite, visto che questo re praticamente non può andare da nessuna parte, ma ovviamente Fischer non si ferma mai. Re in E3. D4 scacco, re in D2. Cavallo in B6, questo cavallo è molto insidioso, c'ha delle belle case dove andare
andare ad occupare, però ci vuole troppo tempo. Ora c'è torre in E, va in E7, entrambe le torri controllano la settima traversa, cavallo D5 con doppio attacco sulle torri è innocua, poiché il bianco ha la possibilità di fare uno scacco e quindi è costretto a spostare il re il nero, e adesso mette al riparo l'altra torre, che tra l'altro ora protegge anche questo pedone. Cavallo per F4 prendendosi un importante pedone, ma su alfiere C4 semplicemente Petrosian abbandonò. Perché? Un po' prematura come posizione? Probabilmente sì. Qui il nero si può pappare un altro pedone, provare a spingere questi pedoni per andare a promozione, ma non ci sono troppe difese contro questi tipi di matti, o comunque se non prendi il matto ti pappo l'altra torre. Insomma, qui la posizione del nero è disperata, c'è una torre completamente passiva, una che è un po' imbottigliata nel traffico, e sì, un cavallo attivo senza dubbio, ma la posizione è veramente, veramente tragica. Bene, io spero che questa partita ti sia stata in qualche modo d'aiuto, e ovviamente è sempre facile vedere manovrare i grandi maestri, sembra tutto molto lineare, sì è logico, dopo questa fai questa, poi il problema è quando ti trovi nella tua partita e di dire ma adesso che caspita faccio? Come riesco a passare oltre questo problema? Essenzialmente continuando a studiare gli scacchi, cercare di comprendere sempre più a fondo, in modo tale che in automatico inizieranno a venirci fuori delle idee su come creare dei piani di gioco efficaci. Bene, spero che insomma il video ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!